Siculiana in municipio è stato presentato il progetto Siculiana Città degli Sposi, prima edizione del Wedding Film Festival e del Logo, che ripropone un'opera originale del maestro Rosario Bruno. L'artista siculianese ha donato alcune opere esposte nella sala consiliare. Il Wedding Film Festival è un concorso di video dedicato al classico filmato di matrimonio e al contest Mi sposo a Siculiana perché... Una iniziativa di videoclip social in cui coppie di fidanzati spiegano perché si è scelta la cittadina come cornice della propria festa di nozze. Città degli Sposi oggi viene riproposto in chiave moderna, nuova. È un brand che per alcuni anni ha funzionato e che riteniamo possa funzionare ancora. Naturalmente in una versione diversa, un logo nuovo e soprattutto un'idea, quella di uno sviluppo turistico, culturale che parte dalla nostra identità, dalla nostra storia. Per cui in quest'anno abbiamo lavorato per la riqualificazione urbana di diversi spazi, soprattutto nel centro storico. Adesso attraverso questo progetto vorremmo riempire questi spazi e quindi attraverso l'organizzazione di varie iniziative legate sicuramente all'idea dello stare insieme, perché si scrive Città degli Sposi ma si legge Città degli Amori, perché è dell'amore a 360 gradi che noi vogliamo in qualche modo vogliamo parlare. E attraverso anche la prima edizione del Wedding Film Festival vogliamo valorizzare i filmini di matrimonio a cui tutti noi siamo legati, per cui è il tempo di tirarli fuori dai cassetti e farne diventare anche un videoclip da condividere e poter girare qui per il concorso e partecipare e vincere dei premi. Accanto al Wedding Film Festival c'è il premio speciale Città degli Sposi. Questo è dedicato invece a quanti desiderano spostarsi a Siculiana, a quanti sceglieranno Siculiana come loro meta per l'unione, per stare insieme davanti a dei testimoni. E in questo caso ci saranno diverse possibilità per gli sposi, per i novelli sposi, di premi e un'organizzazione che li aiuterà ad affrontare al meglio la loro cerimonia. Per cui Siculiana oggi vive una nuova stagione. Nei prossimi giorni, settimane presenteremo moltissime iniziative collaterali per un'estate ricca di appuntamenti con la cultura, con l'arte. Intanto la Proloco si occupa principalmente di valorizzare il territorio e in quelle che sono le sue risorse, le sue potenzialità. Una delle potenzialità è proprio questo, il wedding, perché Siculiana Città degli Sposi, che è un brand che è andato avanti anche nel passato, e si è proposto come molla di lancio per il territorio, quindi per il comune, attivando un'economia collaterale. Questo progetto con cui la Proloco lavora in sinergia con l'amministrazione non è limitato soltanto al wedding, ma è ad più ampio spettro, come rivalutazione anche culturale e artistica. Intanto si parte da Siculiana Città degli Sposi, quindi dal matrimonio di Costanza, figlia di Federico II Chiaramonte e del nobile Brancaleone Doria, che la tradizione vuole sia stato celebrato a Siculiana, negli spalti del castello, e che sia stato benedetto dal cielo. Quindi da questo si sono attivate tutta una serie di iniziative che vogliono valorizzare questo evento. Però Siculiana Città degli Sposi di oggi è una ricostruzione storica, una rievocazione storica rivisitata in chiave molto originale, perché il racconto viene fatto in una maniera del tutto diversa da quella che potrebbe essere l'antica tradizione. A questo sarà affiancato il posizionamento di installazioni. Queste installazioni saranno collocate in luoghi caratteristici di Siculiana, tutti concentrati tra la piazza Umberto I, quindi la Torre dell'Orologio, la biblioteca comunale, il bellissimo Palazzo Agnello, il vicolo sotto l'arco. Quindi queste installazioni diventeranno un percorso permanente.